5 Stelle Sardegna presenta Die Pro Die. In collaborazione con Spazio Musica. Now we're getting nasty. Spazio Musica. La musica ha trovato il suo spazio. Spazio Musica. Predaniet da Sassari. Spazio Musica. Al tuo servizio. Sardalux Film presenta le pellicole per la tua auto, per la protezione della tua vettura, per la tua sicurezza, la tecnologia all'avanguardia, il controllo di qualità per la protezione dei passeggeri, gli occhiali da sole per la tua auto. Chiama subito Sardalux per installare in giornata le pellicole solari per auto. L'aspetto esteriore della tua vettura è quello solito, ma salvaguardi la tua privacy e nel caso d'urto il vetro non si sbriciola. Chiamala Sardalux. La pellicola per auto è appositamente studiata per respingere il calore e l'abbaglio. Chiama subito Sardalux Film. Telefono 347 6522 407. Sardalux migliora la tua vita. Nuova puntata di Die Pro Die, ancora una volta si parla del concerto dedicato a Manuele. In questa seconda puntata parleremo con alcuni dei protagonisti di una grande serata che ha portato oltre 3.000 persone nel quartiere del Latte Dolce a Sassari. Certo non poteva mancare il Coro degli Angeli a questa manifestazione, tenendo presente poi che Alan è il figlio di Andrea Poddi, che era anche molto amico di Manuele. Noi siamo in compagnia di Andrea Poddi e Coro degli Angeli. Cosa significa per voi essere qui in occasione poi di una serata come questa? Significa tanto, perché Manuele lo conoscevamo bene, anche noi, non solo Alan, e poi anche perché sta diventando una cosa importante, un appuntamento molto importante. Per il Latte Dolce credo che sia un rinascere da un periodo un po' diciamo sì, che è stato messo un po' da parte il Latte Dolce per tante cose. Sono informato, c'è un volo che parte alle 8:50. Molto tempo, il traffico è lento nell'ora di punta. Ma cosa vuol dire? Io non posso chiedergli una cosa del genere a Luciano. Secondo me a Luciano, prima di chiederle qualsiasi cosa, devi fare le imitazioni delle automobili. Allora, ci vado. Tipo che automobile? Ad esempio la Volkswagen, secondo me la sai imitare molto bene. Perfetto. Ciao Luciano, Luciano simula con noi. Ma che sta storia della... Qual è l'imitazione della Volkswagen? Ma allora io da ragazzo ricordo queste macchine goffe brutte. Brutte, erano brutte per me la Volkswagen. Una cosa del genere. Questa è la Volkswagen. Falla bene. Così. Altre imitazioni, Chico? La 500. Allora, imitazione della 500. La 500 poi era una macchina piccolina, carina, mi ricordo i baffetti. Credo che i baffetti li abbia lasciati crescere dall'epoca della 500, faceva così. Era curiosa. Poi aspetta, poi c'era la 500 incidentata. Poi c'era la 500 incidentata. Sì. 500 incidentata. Sì, aveva avuto uno sbandamento nella strada di Osilo, era così. Col paraurti messo male. Ecco, altre imitazioni? No, ne avrebbe tante. Posso iniziare a parlare di cose serie con Luciano? Sì. Altrimenti termino la benzina. Allora, Luciano simula questa manifestazione, Ciao, tu sei sempre ciao, pronto quando comunque ti si offre l'opportunità di presentarti a manifestazioni di questo tipo per ricordare degli amici. Tu sei sempre presente, sempre pronto. Intanto Luciano Simula, che è un grandissimo amico, mi conosce da ragazzino praticamente ed è uno dei grandi musicisti, grandi cantanti comunque di questa città, no? Dei vecchi diciamo. Sì. È sempre un piacere, perché hai a che fare col pubblico di Sassari, del Latte Dolce in particolare, perché diciamo che io qua non ci ho vissuto, ma ho passato gli anni dell'infanzia più belli della mia vita, perché mio padre e mia madre mi portavano qui per vedere
dai compari, comari, eccetera, eccetera, gli olivetti, perché non c'era pallone, non C'è c'era un niente, grande ecco. cambiamento, c'è stato. Assolutamente sì, radicale proprio. E ogni qualvolta io vengo qui ricordo insomma la mia infanzia, che è la cosa più bella della mia vita. In particolare poi partecipare ad una manifestazione del genere, ritrovarmi qua, dico, dopo qualche anno, non dico l'età perché diciamo che la sappiamo tutti un po' volendo, fa sempre piacere, sì. Mia cara madre, sta pedrasi Natale e a sta lontano chiunne sa amaro, come vorrei picciato tre biancate. Ma nel ricambio generazionale, in questo ricambio generazionale che tanto qui si parla, che è cambiato dall'epoca tua quando ci si presentava con gli spettacoli? Io ero molto piccolo allora, non avevo ancora iniziato neanche a fare questo mestiere, a oggi che è cambiato, Luciano? Ma diciamo che prima i cantanti funzionavano diversamente, lavoravano diversamente perché all'epoca c'erano tanti cantanti sardi, allora vedevi appunto il canto sardo. Adesso diciamo che è un po' rivoluzionato il fatto perché senti tanti gruppi che hanno diviso la loro musica, che ne so, musica italiana, musica americana, musica inglese, musica sasserese, folcloristica nostra e la musica sarda che è rimasta sempre negli annali. Ma non è cambiato niente di tanto, è cambiato diciamo il presentatore, un presentatore come te, prima non c'era, adesso c'è Paul. Da qualche anno. C'è ed è una cosa molto importante avere appunto delle persone come voi che ci fanno rivivere quei bei momenti. Grazie Luciano. In nostra compagnia gli Evolution arrivano dal Ghero, ne abbiamo già parlato anche in altre occasioni perché ci siamo ritrovati sul palcoscenico insieme del concerto Perpina. Ora siamo ancora qui a parlare, questa volta personalmente, di voi, di questo singolo che avete presentato per Amref poi, no? Sì, abbiamo preso spunto dal progetto Rezophonic ideato da Mario Riso, dove hanno contribuito le Vibrazioni, Negramaro e tanti altri artisti italiani. Siamo ispirati a questo progetto e abbiamo voluto dedicare questo nostro singolo, questa canzone scritta da noi, del gruppo, dedicata a questo progetto per cercare di realizzare questi pozzi in Africa nelle zone più aride. E siamo riusciti abbastanza bene. Che avete venduto anche diverse copie. Abbiamo fatto 2000 copie per iniziare, però abbiamo già venduto in un mese solo, abbiamo venduto 1600. Andiamo a presentare la band, tu sei? Io sono il chitarrista Gavino. Il cantante Gianfranco. Ciao Gianfranco. Già mi conosci, Ma che c'entra Tommaso? Ma io ti devo presentare per la televisione, scusa. È Tommaso che è il tastierista. È il tastierista. Che è l'unica pecca dolente del gruppo. No, non è vero. No, diciamo che si sta difendendo abbastanza bene. No, è bravissimo Tommaso. Sì. E il batterista? Il batterista Daniele Mantana che è sul palco facendo i suoni. Stava per fare i suoni. Sì. Grazie agli Evolution, mi raccomando, lo dico a voi che state ad Alghero, entrate anche nel loro sito e c'è il vostro sito. Certo, www.evolution-altomusic.it. So I put my arms around you, and I know that I'll be leaving soon, my eyes. Ringraziamo la famiglia di Emanuele, ringraziamo tutti i suoi amici che hanno organizzato questa manifestazione per quanto riguarda Die Prudie. L'appuntamento è alla prossima puntata, grazie a tutto il quartiere di Latte Dolce a Sassari. Die Prudie. In collaborazione con Spazio Musica. Now we're getting nasty. Spazio Musica. La musica ha trovato il suo spazio. Spazio Musica. Preda Niedda Sassari. Spazio Musica. Al tuo servizio. Il Cacciatore, un locale accogliente con sala biliardo e maxi schermi. Cacciatore. Panini caldi in un'atmosfera colorata. Cacciatore. Corri al circolo il Cacciatore. Il Cacciatore. Via Cesaraccio, Sant'Orsola Sassari. Cacciatore. La trattoria da Gesuino presenta i gustosissimi piatti, il pesce fresco, le grandi pizze,
e vini più ricercati. La cortesia e la simpatia di Gesuino. La riscoperta dei sapori. Trattoria da Gesuino e a Torres 17, Sassari. La riscoperta dei sapori.